Ma sì, noi ormai abbiamo raggiunto un livello di sviluppo tecnologico importantissimo, al punto tale che siamo leader in Europa per quanto riguarda il telerilevamento e punto di riferimento per l'Olaf per il sistema antifrode. Abbiamo sviluppato la Carta Nazionale dei Suoli, l'Area Monitoring System, adesso stiamo integrando anche il CFA, il Criminal Focus Area, che è uno strumento dinamico che consente di individuare le cosiddette zone di inquinamento ambientale, gli sversamenti, vedasi la terra dei fuochi. Abbiamo fatto anche delle operazioni importanti all'interno, inserito il controllo di gestione, introdotto l'ufficio antifrode e risk management, abbiamo risanato il bilancio perché abbiamo trovato AGEA nel momento in cui l'abbiamo assunto diciamo, la direzione a fine 2022 con un debito di oltre 46 milioni di euro e quest'anno siamo, diciamo, con il bilancio che stiamo per presentare, l'agenzia fa risultare un utile sostanzialmente da questo punto di vista. Nel frattempo sono state fatte anche delle assunzioni, ho preso l'agenzia che aveva 186 dipendenti, arriveremo a breve che saranno oltre 400, quindi cosa fondamentale che con l'integrazione e l'assorbimento di SIN, AGE è diventato il coordinatore e il gestore del SIAN, il Sistema Informativo Agricolo Nazionale, e questo ci consente di sviluppare i 200 terabyte di dati che insistono sul sistema, trasformandoli in valore informativo a disposizione della politica agricola e di tutti gli stakeholder che sono al servizio del sistema degli agricoltori. Ma altra cosa importante che abbiamo fatto è che non soltanto abbiamo valorizzato questi dati da un punto di vista come dire, di valore informativo, ma anche come valorizzazione patrimoniale. Infatti sono stati certificati i valori dei dati che insistono sul SIAN e già quest'anno li abbiamo messi a bilancio per 4 milioni e 8, sullo stato patrimoniale per 4 milioni e 8 e abbiamo fatto una valutazione complessiva, ripeto, certificata, dove al momento i dati che insistono sul SIAN valgono 78 milioni di euro. Per poi non parlare ovviamente di quello che è il core business dell'agenzia, ovvero i pagamenti. Nel 2024 siamo stati i primi in Europa, 4 miliardi e 2 erogati tra primo e secondo pilastro, gestione del rischio, aiuti nazionali e aiuti agli indigenti, e l'agenzia rappresenta il 53% di canale erogatore dei finanziamenti comunitari. Ruolo importante lo svolge anche AGEA Coordinamento, che è il punto di riferimento a livello nazionale in termini di controlli e dominus sui diciamo, finanziamenti come rendicontazione con l'Unione Europea e già lo scorso anno, che è stato il primo anno in cui bisognava presentare l'annual performing reporting, l'Italia è stato l'unico paese a presentare questo documento di rendicontazione entro i termini e senza come dire, nessun rilievo da parte della Commissione europea. Quindi, come dire, abbiamo preso l'agenzia 2 anni e mezzo fa che come dire, arrancava, era un po' la Cenerentola d'Europa, abbiamo fatto un grosso lavoro in profondità sia interno a livello organizzativo sia all'esterno per ridefinire ruoli e perimetri, abbiamo fatto grossi investimenti tecnologici, adesso possiamo dire che possiamo cominciare a pensare, e questo si avverte anche all'esterno, che l'agenzia è un punto di riferimento per il sistema agricolo nazionale.